La grande crisi dei fatturati. Il mondo economico lancia l'SOS, le tensioni politiche a livello internazionale stanno avvelenando il mercato. Sicuramente sì, e molto deriva questa crisi geopolitica perché non avendo una stabilità nel mondo, anche nel nostro paese soffriamo di questo grande problema. Il Vicentino è la provincia dell'export, tantissime le aziende piccole e medie che lavorano con l'estero. Il settore della concia avrebbe segnato un calo del 40% del fatturato. Confermo il 40% di fatturati che viene a mancare nella filiera della concia, dovuto specialmente all'automotive, che in questo ultimo periodo dovuto dalla Germania, che ci sono poche domande nelle nostre aziende. Il settore automobilistico europeo arranca e l'economia tedesca, verso cui le aziende vicentine molto esportano, è in crisi. Da Apindustria Confimi arriva un appello per il taglio al tasso di interesse. Non pretendiamo che il tasso venga a costo zero come 2 anni fa, ma che ci sia un giusto equilibrio per far sì che le nostre imprese possano rimettere in moto la macchina degli investimenti. Il tasso a questi livelli qua per noi è una cosa proprio insostenibile.